Buongiorno a tutti, vediamo questa bellissima partita di Capablanca e ti faccio la domanda: che cosa faresti in questa posizione? Voglio verificare due cose, voglio verificare se giochi la mossa corretta e se giochi come Capablanca oppure come Stockfish, che hanno proposto mosse totalmente diverse, con due concetti totalmente diversi, e analizzeremo poi la partita, vedremo la valutazione, vedremo chi sta meglio. Quindi ti chiedo qual è la mossa del nero e qual è la valutazione che attribuisci a questa posizione. Se hai bisogno di aiuto, di tempo, puoi pure fermare il video, altrimenti andiamo insieme a vedere tutta la partita, tutta la soluzione. Eccoci di nuovo qui. Ora vedremo tutta la partita dall'inizio, ma prima sveliamo l'arcano. Accendiamo Stockfish e vediamo cosa valuta Stockfish qui. Come valuta, che valutazione dà la posizione, che mossa suggerisce e che mossa hai, qual è la tua scelta qua? Forse è F5 la mossa che hai scelto? In questo caso F5, se hai scelto F5 hai l'orgoglio di aver scelto la mossa di Stockfish. F5 con parità / minimo vantaggio per il nero. Stockfish a profondità 53, meno 0,1. E se invece non hai scelto F5, ma hai scelto un'altra mossa come F6, invece hai il privilegio di aver scelto la mossa di Capablanca e la mossa che tra l'altro vince la partita, perché in realtà Stockfish si sbaglia totalmente. F5 è una sciocchezza e la valutazione della parità è una sciocchezza. In realtà il nero ha vantaggio decisivo. Andiamo a vedere adesso la partita dall'inizio per vedere perché in questo caso Capablanca ha giocato meglio di Stockfish. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Allora, la partita inizia con E4, Winter gioca E4 a Capablanca, Capablanca gioca E5, cavallo F3, cavallo C6, cavallo C3, cavallo F6, la partita dei 4 cavalli. Alfiere B5, optando per la spagnola dei 4 cavalli, D4 sarebbe la scozzese dei 4 cavalli, che è un'altra variante. Alfiere C4 sarebbe un ordine cattivo per giocare l'italiana dei 4 cavalli, perché il nero è addirittura preferibile con il piccolo trucco cavallo per E4 per rispondere al cavallo per E4 con D5, il nero ha già un minuscolo vantaggio. Alfiere B5 quindi è stata giocata. Secondo me qua la mossa più forte del nero è cavallo D4, la mossa più forte di tutti, però pochi sanno, e anche qua contro alfiere B5 Capablanca giocò alfiere B4, neanche lui sapeva all'epoca che cavallo D4 era la migliore. Il bianco arrocca, il nero arrocca, il bianco prende in C6 con un'altra scelta, anche se la linea principale è D3. D3, il nero difende il pedone in E5. Ecco, a questo punto forse il piano migliore del bianco potrebbe essere H3 per spingere in F4, ma il bianco gioca alfiere G5, che non è, secondo me, non è una mossa molto azzeccata. Il nero gioca H6, alfiere H4, ecco, e adesso, visto che il bianco potrebbe giocare D4 in un futuro, Capablanca gioca C5. C5 blocca per sempre i piani con D4, almeno per un po', però indebolisce la casella in D5, quindi il bianco potrebbe giocare cavallo D5 con l'idea di attaccare il cavallo in F6, che è inchiodato, c'è una inchiodatura relativa, il cavallo soffre un'inchiodatura relativa perché dietro di lui ci sta la donna nera. Il bianco gioca cavallo D5. In realtà cavallo D5 è sbagliata. Perché cavallo D5 è sbagliata? Perché K gioca G5 punto esclamativo. Qual è l'idea di G5? G5 annulla l'inchiodatura. Se l'alfiere va via, il nero sta già meglio, il nero potrebbe anche prendere in D5 e dopo per D5 il bianco ha dei pedoni doppiati, il nero ha una posizione totalmente solida, può giocare anche alfiere G4, poi può spingere i pedoni, il nero sta chiaramente meglio. Questo alfiere è orribile, non fa nulla. Il cavallo è inchiodato, il nero ha la coppia degli alfieri, può iniziare poi il pawn storm. Può anche giocare F6, il nero è più solido e sta meglio.
Ma la vera domanda è cosa succederebbe in caso di cavallo per G5, perché dopo cavallo per G5, H per G5, sembra che qua il bianco vinca, no? Perché l'attacco contro F6 è troppo forte, se si gioca alfiere E7, il bianco gioca cavallo per E7, donna per E7 ed F4, aprendo la colonna F, semi aprendo la colonna F e vincendo la partita. Dopo E per F4, torre per F4, l'attacco contro F6 è insostenibile. Cosa aveva in mente il nero? Cosa aveva in mente Capablanca? Ok, Capablanca aveva in mente una grandissima idea dopo G5 cavallo per G5, tale idea è la mossa intermedia cavallo per D5. Cavallo per D5 punto esclamativo, il punto è che su E per D5 è semplicemente H per G5 il pedone difeso, non ci sono inchiodature e il nero alla lunga vince. In caso di cavallo per F7, nero gioca donna per H4 e sta molto meglio perché si vuole catturare in F7 e anche in caso di cavallo per D6, C per D6 e per D5 il nero ha un pezzo in più, neanche due pezzi per la torre, pezzo in più per il nero può completare lo sviluppo e poi vincerà. Se il cavallo tornasse in F3, anche il cavallo nero in presa può tornare in E7 e il nero vincerà la partita, può consolidarsi con Re G7, F6, cavallo G6, un pezzo, il nero vincerà. Quindi G5 punto esclamativo, il bianco gioca cavallo per F6, donna per F6, alfiere G3. Ecco qua Capablanca gioca un piano bellissimo che è alfiere G4. Dopo alfiere G4, che inchioda, il bianco gioca H3 e qua si può giocare alfiere H5, ma Capablanca capisce subito il piano corretto e cattura in F3. Alfiere per F3 punto esclamativo. Adesso dopo G per F3 con le donne in gioco il re bianco potrebbe essere esposto, quindi il bianco cerca il cambio delle donne e risponde con donna per F3, donna per F3, G per F3. Arriviamo alla posizione che avevo menzionato prima su cui avevo fatto la domanda. Qua F5 è un piano sbagliato, F5 apre la colonna e nero secondo il motore all'inizio diceva che aveva un impercettibile vantaggio, ma in realtà il bianco potrebbe controgiocare su questo pedone, se cade F3 cade E5, ok, il bianco potrebbe giocare ancora meglio, potrebbe difendere prima il pedone su torre F8, torre 1 secondo il concetto, se cade F3 cade E5 e l'alfiere che non stava molto bene si libera. In più, se il nero non cattura F3 allora il bianco può mettere la torre in E3 difendendo il pedone, sta bene, poi raddoppia e l'alfiere, che era il principale problema del bianco, il pezzo fuori gioco, sta facendo pressione contro lo stesso pedone che lo sta rinchiudendo. Quindi qua Capablanca, nonostante Stockfish suggerisca F5, ha giocato la mossa corretta F6. Ecco, la posizione non è parità. Perché la posizione non è parità? La posizione non è parità perché la partita si aprirà nell'ala di donna, il gioco si aprirà nell'ala di donna o nel centro e questo alfiere non entrerà mai in gioco, non ha diagonali. Portarlo in gioco forse prevederebbe metterlo in G1, sacrificare il pedone F e poi muovere il pedone F2 e provare a far uscire l'alfiere, un grande investimento di tempo e di materiale. Il nero centralizzerà il re, giocherà nell'ala di donna, spingerà i pedoni, aprirà linee, nell'ala di donna il nero vincerà grazie al pezzo in più. Bianco ora giocare G2, il nero gioca A5, mossa di alfa 0. Giocare A4 vuole prendere spazio in quest'ala. Il bianco gioca A4 per bloccare il nero, re F7. Torre H1 per aprire la colonna H, re E6. H4. E ora cosa fare? Prendere in H4? No, sarebbe sbagliato. Se si prende in H4 l'alfiere si attiva, l'alfiere cattura e attacca il pedone F6. Ora l'alfiere è murato vivo. Il nero sta fermo, il nero continua con torre B8. Il bianco qua ha preso in G5, H per G5 mantenendo lo status quo. Ora, se il bianco fosse entrato in settima, il nero poteva continuare con C6 per poi aprire il gioco e anche se il bianco raddoppia non ha obiettivi, tutto è difeso, l'alfiere nero difende tutto. Su B5 e su B3 il nero può prendere, inizia a penetrare, vuole guadagnare pedoni, crearsi poi pedoni passati, vincerà la partita. In caso di A per B5 seguirebbe C per B5 seguita da A4, B4, A3 creandosi un pedone passato vincendo poco a poco la partita. Il bianco non ha speranze perché questo alfiere può difendere anche i punti deboli, difende i punti deboli sulla settima, il bianco non sta facendo nulla, le sue torri non avranno entrate, il suo alfiere non fa assolutamente nulla.
il bianco ha giocato B3, ma a questo punto Capablanca gioca C6, poco a poco, pian piano la re di donna si aprirà. Torre A2 per raddoppiare sulla A, B5 fortissima. Ora su A per B5, C per B5 il nero potrà lottare per creare un pedone passato. Torre A1 gioca il bianco, a questo punto C4, una mossa distruttrice. Il punto è che se vogliono creare debolezze nello schieramento bianco è un sacrificio di pedone momentaneo, il bianco potrebbe giocare di per C4 e prendere un pedone, ma il nero giocherà torre B4, il nero potrà anche raddoppiare sulla colonna, il nero giocherà torre per C4, poi si potrà raddoppiare contro il pedone in A4, raddoppiare contro il pedone in C2 e alla fine il nero vincerà la partita. Un modo per vincere potrebbe essere anche catturare in C4, raddoppiare in B4, mettere l'alfiere in D4, far spostare questa torre, obbligare questa torre a spostarsi, prendere il pedone in A4 e poi vincere con il pedone passato in A5 alla lunga. Il nero vince perché ha un pezzo in più nell'ala di re e nell'ala di donna, l'alfiere in G3 non potrà mai tornare in gioco. Questa è una cosa che il motore non capiva da prima, l'effetto orizzonte, per questo il motore sbagliava. Per questo Capablanca, usando questo concetto astratto, sapendo che l'alfiere in G3 non entrerà mai in gioco, ha potuto capire la posizione meglio di Stockfish, è qualcosa di meraviglioso. Uno dei pochi casi nei quali la mente umana può ancora essere superiore al computer, che usa il calcolo brutto, e Capablanca ha usato l'astrazione, il concetto, la strategia, la lungimiranza del gioco nel lungo termine. Il nero catturato in B5, C per B3 intermedia. A questo punto prendere in A5 perde perché si prende, poi B2, vincerà la partita. Il bianco ha preso in B3, torre per B5. E a questo punto, con torre per B5, il nero sta attaccando B3, il bianco non può catturare A5 che è saldamente difeso. La situazione bianca è già senza speranza. Il bianco ha giocato torre A4, il nero ha preso in B3. E che anche giocare tipo torre B2 non avrebbe salvato, perché il nero avrebbe potuto continuare in vari modi, tra cui per esempio anche A4 non è male per via dell'inchiodatura, e poi si crea il pedone passato. Se la torre torna in A1 sperando in un cambio, il nero potrebbe vincere anche cambiando, perché vincerebbe proprio come in partita, in una posizione simile il bianco abbandonato, perché poi questo pedone vince, l'alfiere è tagliato fuori, il re è tagliato fuori, poi il nero vince, ma qua il nero potrebbe anche vincere giocando A3 e poi tornando, e poi si cattura B3, D3, il pedone A3 vince la partita, un disastro. Quando c'è un pezzo in più, l'alfiere nero difende A3, l'alfiere in G3 non fa nulla. Il bianco ha giocato torre A4, torre per B3. Il bianco qua su torre per A5 perde, perché dopo torre per D3, sto pedone va a donna, piano piano, non c'è fretta, C4, poi torre D4, poi in piano C3, si può portare il re, è finita alla lunga. Il bianco ha provato D4, ma ahimè, torre B5. E a questo punto D per E5, F per E5 non salva. Di solito bisogna cambiare i pezzi con svantaggio di materiale, ma perché cambiare questo alfiere passivo che non fa nulla? Quindi il bianco ha giocato torre C4, ma il nero ha giocato torre B4. E dopo torre per C6, torre per D4, il bianco ha abbandonato. Perché ha abbandonato il bianco se ha solo un pedone in meno? Perché in realtà un pedone è un pezzo in meno. Questo alfiere non fa, anche il re in meno. Il nero spingerà il pedone in A3, poi magari anche in A2, poi forzerà la sua promozione. Se la torre bianca torna in difesa, il nero potrà usare il suo alfiere, per esempio su F1 facciamo qualche mossa, il re non può andare oltre, ecco, magari ora la torre torna in difesa. A questo punto, visto che l'alfiere difende, il nero può liberare la sua torre, magari vuole iniziare a cambiare i pezzi, il bianco senza speranza, non so, re 3, torre B3, torre B4, re, non so, re D2, so, torre B5 per difendere un po' meglio il pedone, re 2, torre B2, re D2, torre per C2, re per C2, torre B2. A lunga il nero vince, per esempio il nero potrebbe portare il re o migliorare anche l'alfiere, a me piace portare il re. Ok, il re bianco sta facendo qualcosa, ma alla lunga il bianco perde, no? Re B5, poi si difende, poi si gioca alfiere C5, alfiere D4, poi re B3, poi A2, torre B1, il bianco non può fare nulla. Re D3, re B4 anche, re B3, A2. E questo alfiere non fa nulla, perché l'alfiere nero è forte. Una partita fantastica, quindi, davvero bello, come Capablanca ha vinto,
e la sua comprensione posizionale lo ha portato in questa posizione a compiere una decisione migliore rispetto a Stockfish 14 di Lichess a profondità 53. Quindi un applauso per il campione del mondo che in una epoca che avvenne prima dell'era informatica ha giocato meglio di un motore dei nostri tempi. Spero che questa partita sia piaciuta, ci vediamo prossimamente con un altro video. Alla prossima!